Allora, amici di Bella Sicilia, è arrivato il momento di gustare il pane fatto in casa nel forno a legna, che lo gusteremo con origano, olio, sale e acciuga. Eccolo così. È caldo caldo. Sì, non si può tenere nelle mani perché è troppo caldo, ci bruceremo, però piano piano lo sistemiamo e lo gusteremo con pomodori secchi, olivi schiacciati, olio, sale e acciughe. E lo gusterà anche Giulia, vero? Giulia? Lo vuoi, Giulia? Sì. Sì? Ti piace il pane caldo? Il pane che fa papà ti piace? Cotto nel forno a legna come una volta. Come quando lo faceva la nonna Rosa, vero? Mm? Che dici? Devono essere le pecorelle, però. Non l'hai conosciuta la nonna? Però guarda, la nonna ci ha lasciato tante di queste tradizioni che papà ancora li porta avanti, capito? E ti faccio gustare questo come quando se ci fosse la nonna. Quindi questo è col lievito madre. Questo pane è con lievito madre che ha avuto una lievitazione da almeno dai 6 ai 7 ore. Perché non metto tanto lievito? Perché si sente poi l'odore del lievito e si deve fare come lo facevamo una volta ai tempi antichi. Allora iniziamo a mettere un po' di sale, ci voleva cosa, un po' di sale, Io no, solo quello voglio. poi gli mettiamo un goccio d'olio d'oliva, poi gli mettiamo l'acciuga come ce lo mangiavamo una volta, ed ecco il pane conzato, un po' di origano che ci sta, ecco questo che è bellissimo. Poi lo facciamo ancora, l'olio non deve mancare perché l'olio d'oliva è una cosa bellissima, l'origano nemmeno. Questo rigo viene dai campi qui. Questo qua proprio da noi, vicino a noi, vicino alla trattoria La Pedrusa. Ringraziando a Dio abbiamo tutto. Ancora non abbiamo gli olivi, però i pomodori secchi sì, i pomodori secchi ce l'abbiamo perché li coltivo io e li facciamo nel nostro orto. E così. Quindi questi vengono essiccati al sole. i Vengono pomodori. essiccate al sole da cannizza. La cannizza fatta con le canne come tradizione antica. Facciamo un travezzetto, mettiamo un po' di sale, un po' di olio e mettiamo l'acciuga perché con questo pane si mangia di più con l'acciuga all'uscita del forno, è una cosa bellissima, tradizionale, con a sarda, i sardi come una volta, ok? Ora è arrivato il momento di mangiare. Allora intanto diciamo come si fa il lievito madre, poi come si rigenera? Perché Il c'è lievito madre si rigenera da tantissimi anni, che noi lasceremo un pezzetto di lievito ogni volta che facciamo il pane e poi lo riprendiamo ogni volta, capito? E allora questo lievito ci tramanda da, non lo so, dai 50 anni, da tantissimi anni fa. quindi lo si prende la sera prima? Si riprende il giorno prima perché il pane viene, per lievitare il pane è più veloce all'indomani durante la lavorazione. Cosa si deve fare per riprenderlo? Si aggiunge della farina? Si riprende il lievito, quello che noi abbiamo lasciato, mettiamo acqua e farina e lo riprendiamo. Poi lo mettiamo in una insalatiera, in un recipiente e mettiamo una bella coperta di sopra per lievitare e all'indomani abbiamo un lievito super naturale e pronto all'uso. Una volta si tramandava anche da vicini Una volta tutti i giorni si faceva il pane, non c'era bisogno di riprendere il lievito perché da una famiglia all'altra famiglia e andava avanti sempre così. Con mare mi prestò lievito e ci davo lievito e là poi continuavano a fare questo sistema, capito?
Erano tempi faticosi, però molto belli. Erano tempi faticosi, però erano tempi più belli di oggi, al 100%. Oggi i ragazzi di oggi guardano il telefono e del tutto. Una volta invece si aspettava quel pezzo di pane che usciva dal forno e mangiarcelo. Quando tu avevi l'età di Giulia, aiutavi Quando mamma. avevo l'età di Giulia, già avevo 3 anni che ci stavo vicino a mia mamma a lavorare con lei, a fare il pane e del tutto. E questo è il risultato. Il risultato di oggi si oggi. vede, si vede. Grazie a tua mamma che ti ha Grazie a mia insegnato mamma, ai miei i genitori segreti. che ci hanno portato avanti. Che messaggio lanciamo a chi ci ascolta? Cioè, il messaggio che io lancio di venire a gustare questo pane e di portare avanti ancora le tradizioni, perché ce la possiamo fare. Ci possiamo aiutare l'uno all'altro se non lo sappiamo fare, e imparare a fare il pane e tante cose, tante cose. Davvero complimenti per la tua grande passione, per la professionalità, anche per l'amore che hai messo in questa lunga mattinata, in questa lunga giornata che si è conclusa L'ho oggi. messa con cuore, anche grazie a voi di Bella Sicilia che mi avete sostenuto tutta l'intera giornata, da stamattina alle 4 che siete con me a fare questo pane, che veramente grazie a voi per valorizzare il nostro territorio di Longi, la trattoria La Pedrusa Longi. Non resta altro che salutare a tutti e gustare, perché qui c'è tanta fame e c'è la voglia di gustare. Ciao Giulia che ha fame, Giulia. che viene da scuola, già si è fatto tardi, ha tanta fame. Ciao Grazie Giulia. di cuore. Grazie, salute, Al prossimo video sulla Ciao a pagina di Bella tutti. Sicilia. Ciao a Onda voi TV. di Bella Sicilia e a tutti. Ciao.